In onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Io ci sono e vorrei disquisire un po' su questo Bamba con te. Sì, devo dire molto anch'io, perché diciamo è un Bamba frutto di, come vogliamo chiamarla, un'ipocrisia, una conversione di massa, un'inversione a U spettacolare obiettivamente. Sì, ci stanno tutti quei termini per definire la situazione. Assolutamente. Allora te lo introduco, te lo lancio. Diciamo, noi oggi diamo un Bamba alla sinistra che si scopre improvvisamente garantista dopo non so quanto, 33 anni, quanto è passato da Mani Pulite, si scoprono improvvisamente garantisti, guarda caso, ma è una coincidenza della cronaca, quando sono indagati loro. E detto questo ti lascio la parola, ovviamente. Infatti diciamo che è tipico della sinistra un atteggiamento del genere, fare le cose quando ti convengono e quando non ti convengono criticarle. In effetti qui adesso siamo di fronte a una situazione che fa anche sorridere, perché quello che sta accadendo a Milano lo sanno tutti, non c'è bisogno di riassumerlo, ma insomma se ne sono viste di tutti i colori. Eppure la sinistra difende quelli che sono per il momento solo accusati, cioè di aver fatto man bassa di denaro pubblico per proprio vantaggio. Insomma. Quindi mi sembra del tutto evidente che si può rubare solo a sinistra. Chi ruba a destra è un ladro, chi ruba a sinistra lo fa per sacrificarsi per il partito. C'è uno strabismo, diciamo, del furto, ma al di là di questo, noi siamo, per carità, ovviamente garantisti anche con Beppe Sala, noi però, loro no, però loro hanno qualche, come dire, appunto ipocrisia da stanare. Ti cito solo le più clamorose, scusami, 2 scene, penso a Elly Schlein, no, che dicono sia la leader della sinistra. Sì. Un anno fa convocava sotto il palazzo della regione Liguria una manifestazione ultramanettara, no? Ultra giustizialista, dove diceva che Toti doveva assolutamente dimettersi perché era uno scandalo. Perché non fa la stessa cosa sotto Palazzo Marino? Questo è il punto. 2 pesi, 2 misure, no? Se sono amici tuoi sono persone per bene, se sono gli altri, gli avversari, sono dei ladri come minimo, e quindi vanno condannati, allontanati, diciamo, anche dalla politica. Sono curioso di vedere come andrà a finire questa storia, ma credo che non andrà benissimo per la sinistra. No, credo neanch'io, perché, come dire, il doppiopesismo è troppo smaccato anche per loro, probabilmente. Ti cito un altro caso divertente, perché insomma va bene che Pierluigi Bersani, no, viene dalla scuola del PC, dove la doppia verità, no, era proprio, come dire, la regola, ecco, della casa. Però ti leggo... È un maestro, esatto. Ti leggo le 2 dichiarazioni veramente a un anno di distanza. Bersani 1. Al posto di Toti mi dimetterei. Gli intrecci tra politica e affari sono cose serissime, distruggono lo spirito pubblico. Bersani 2. Non vedo la ragione per cui Sala dovrebbe andare via. Ti lascio un commento. Sono cose veramente che fanno ridere, se non facessero piangere, perché altri da usare 2 pesi, 2 misure in questo modo sfacciato, credo che insomma non sfuga alla gente l'assurdità della cosa. Sì, tra l'altro, questo volevo chiederti, a tuo giudizio non si rendono conto che è troppo palese il trucco? Cioè non si pongono questo problema? Loro ne parlano come, con convinzione, no? Per cui chi ascolta magari può anche dargli ragione. La realtà è questa, che loro ci mettono una foga nelle loro difese, nelle loro accuse, per cui sembrano sempre vere, anche se non sono mai vere, sono sempre false. Certo, e poi hanno, diciamo, un po' più benevolenza presso la nostra categoria, no? Rispetto ai dirimpettai di destra, diciamo.
è vero. E insomma siamo di fronte a una situazione che è proprio emblematica della sinistra. Quello che fa la sinistra va sempre bene, quello che fa la destra va sempre male, e non c'è verso di fare discussioni, perché abbiamo visto anche in altre circostanze come quello che fa la sinistra viene sempre difeso con grande slancio dai compagni, mentre invece quando la destra, basta vedere cosa è successo a Salvini, aveva fermato certo. una nave, lo hanno praticamente accusato di tutto per 2 anni. Insomma, siamo veramente in una situazione ridicola. Sì, comica, diciamo. Tra l'altro, questo morbo, diciamo, non affligge solo i politici di sinistra, ma anche gli intellettuali, gli intellettualoni. Mi ha colpito tantissimo ieri, ti cito ovviamente solo le cose più significative, un'intervista che ha dato al Foglio Michele Serra di Repubblica, no? Che improvvisamente scopre che c'è un cortocircuito tra procure e giornali e ha rilasciato davvero la seguente frase: lo schiacciamento di punti di vista tra le procure e molti giornali è una forma di parassitismo. Ma poi avrà allegato le sue dimissioni da Repubblica, immagino, no? Perché? Penso che questo sarebbe stato il suo dovere. Comunque non si possono sostenere stupidaggini del genere impunemente. No. I giornali con la magistratura hanno sempre avuto un certo legame per farsi dare le notizie, no? Certo. Però, insomma, le notizie vanno anche valutate, soppesate, invece pare che la sinistra serva alla magistratura proprio come fosse dei compagni di squadra. Esatto. Tra l'altro sempre Serra dice che quando si pubblicano intercettazioni penalmente non rilevanti, cioè nel 99% dei casi, si tratta di gossip e sputtanamento. Ma scusa, anche tu ti ricordi quel diluvio di intercettazioni tra le mitologiche Olgettine che mi sembra uscissero sul giornale di Serra, no? Contro Berlusconi. Mi pare di sì. Sulle loro Olgettine hanno fatto un romanzo rosa, così gratuitamente, senza fini politici. Certo. Tra l'altro, tu, come dire, all'epoca credo che tu eri alla direzione del giornale. Sì. Che stagione è stata quella in cui, come dire, si saccheggiò la vita privata di un leader politico? Come te la ricordi? Ma me la ricordo come a me personalmente non mi interessasse molto. Al massimo facevo qualche difesa qua e là, ma sporadica, senza un piano, perché mi sembrava talmente idiota tutto quello che mi accadeva intorno che non meritasse neppure di essere commentato. È tanto vero che poi Berlusconi è stato associato alla figa e da lì poi non c'è stato più niente da fare. Come dire, mentre ha scampato altri dossier, su quel dossier poi è il dossier più spinoso. Purtroppo è così, questa è l'Italia, noi non possiamo modificarla noi due, però ci proviamo. Cioè, in ogni caso rimane un bamba, perché questa, come dire, garantismo al 92esimo. Sì. Sacrosanto bamba, mai insegnato meglio di oggi. Non c'è dubbio, lo ribadiamo con convinzione e ti ringraziamo molto, direttore. Grazie a tutti voi, un saluto agli lettori. A presto. Grazie. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di